parliamo anche di questo. Allora, dicevo prima il ruolo dell'Europa. Cappelletti, stiamo perdendo sovranità allora, queste normative europee che arrivano al punto che, e dopo parleremo di Veneto Banca, perché appunto Veneto Banca, SPA, quotazione in borsa, aumento di capitale, sono disposizioni che arrivano dall'Europa, in pratica non è solo il decreto del governo. Sì, questo è vero, però bisogna anche distinguere. L'intervento della BCE, sul caso ad esempio della Popolare di Vicenza, è benemerito, anzi ci voleva, perché ha fatto emergere una situazione che comunque sarebbe esplosa, era solo una questione di tempo. Mi chiedo perché è esplosa solo quando il passaggio delle competenze sulla sorveglianza sia passato dalla Banca d'Italia alla BCE. Ecco, questa è una domanda che dobbiamo chiederci, perché non è emerso prima in maniera efficace, perché poi esposti alla magistratura su cose che non andavano nella gestione della banca, ne sono stati presentati molti anche dalle associazioni dei consumatori ancora molti anni fa, per cui le questioni comunque erano nell'aria, se mi passate questo termine. Quindi c'è certo un aumento di presenza dell'Europa che però si riesce anche poco a decifrare in certi termini. Ad esempio, perché la Germania ha potuto intervenire con il salvataggio di alcuni dei propri istituti bancari e all'Italia questo è stato precluso? A volte non vorrei che fosse per motivi di politica interna che si adducesse un qualche divieto che proviene dall'Europa. Prima ho parlato della sorpresa incredibile del fatto che con il decreto salvabanche non si sia consentito l'accesso al fondo interbancario. Bene, il governo e Banca Italia hanno sostenuto che l'accesso al fondo di tutela interbancario non era consentito perché sarebbe stato un aiuto di Stato, non sarebbe stato consentito dalle norme europee, dall'Europa. Bene, sul mio profilo Facebook ho messo le agenzie dei portavoce della Commissione europea che sostengono esattamente il contrario, ossia che non c'era un divieto di accesso e di utilizzo del fondo interbancario di tutela. Ora, quindi forse bisogna stare attenti. Certo, delle due uno sta facendo un gioco che deve essere assolutamente smascherato, perché viene fatto sulle spalle di centinaia di migliaia di risparmiatori. Però stiamo anche attenti quando si danno responsabilità dell'Europa, andiamo a vedere se è vero che è così. Certo, abbiamo in collegamento telefonico da Madrid Eugenio Benettazzo, un economista indipendente, abbiamo avuto ospite anche nell'ultima puntata di TV7 Match. Buonasera Benettazzo, grazie di essere al telefono. Salve a tutti, buona serata. Buona serata. Allora, non so se ha sentito l'ultimo intervento di Enrico Cappelletti. Allora, io facevo riferimento poi alla situazione di Veneto Banca e domani che c'è questa assemblea per decidere se sì o no all'aumento di capitale, alla quotazione in borsa, alla SPA, su indicazione chiaramente non solo del decreto del governo ma anche dell'Unione Europea. Secondo lei il passaggio è obbligato o ci sono altre strade? Quello che sta accadendo ormai sulle banche di casa nostra, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, sono strade obbligate legate al fatto che si doveva rompere uno schema che andava avanti ormai da anni, che era quella del cosiddetto feudo bancario, sostanzialmente un management più politico che tecnico negli ultimi anni ha amministrato questi istituti bancari per un tornaconto che adesso percepiamo in termini di rivalsa e di riverbero sul microazionariato. La BCE e le autorità monetarie che devono in questo momento qui tentare di convergere su una struttura di unione bancaria il più possibile solida e credibile nell'eventualità che si ripropongano nei prossimi anni altri fenomeni di turbolenza finanziaria,
è andata a incidere in misura significativa su tutte quelle grandi realtà bancarie non quotate che avevano una dimensione di patrimonio di asset detenuti tali da poter creare effetti distorsivi qualora si fossero evidenziati ulteriori casi di mala gestione bancaria. Su Veneto Banca e Popolare di Vicenza, adesso gridare al lupo onestamente mi sembra anche un po' fuori luogo, perché noi come operatori indipendenti sono svariati anni che abbiamo lanciato l'allarme sia sulle azioni che anche sulle obbligazioni, cioè strumenti finanziari che o erano poco liquidi o addirittura era impossibile provare a smobilizzare prima della naturale scadenza. Come al solito l'italiano medio, il risparmiatore del Veneto, che negli ultimi 10 anni ha sempre vissuto di rendite tramite il mattone o con i titoli di Stato che garantivano tutto e tutti, oggi improvvisamente si trova col cerino in mano perché non ha mai avuto il buon senso di, soprattutto post il fallimento di Lehman Brothers, di dedicare un po' del suo tempo ad approfondire tematiche di natura finanziaria e bancaria e soprattutto a evitare quei fenomeni cosiddetti di massificazione in cui tutto il proprio patrimonio finanziario è accentrato nei confronti di un unico emittente. Quindi faccio il classico esempio: io sono correntista della banca XY, detengo le azioni della banca XY, ho le obbligazioni della banca XY, e quello che sta accadendo, circa l'80% dell'azionariato medio di queste due realtà bancarie del Veneto ha questo tipo di configurazione che adesso risulta essere improponibile. Certo, senta una cosa invece, allora qui il Veneto è caratterizzato, anzi c'è un detto, no? Che piccolo è bello, questo tessuto di microimprese, di piccole imprese. È così anche per le banche? È meglio essere piccoli oppure è meglio quindi unirsi e dare vita a un grosso, chiamiamolo così, una grossa figura bancaria veneta unitaria? Vi do un'anticipazione: con l'inizio con il nuovo anno vedremo un altro bubone che scoppierà, che sarà quello di tutto il circuito del credito cooperativo, che si appresta a vivere l'egezza e le criticità che adesso stanno caratterizzando alcune banche italiane non quotate. Quando c'è stato il crash di Lehman Brothers, tutti si sono precipitati a dire la banca più grande è più rischiosa, e questo effettivamente era oggettivo per i rapporti di intreccio e legame che potevano avere i grandi istituti di credito con il mondo anglosassone, e quindi si spendeva una parola in più per la piccola realtà con la dimensione territoriale che avrebbe dovuto evitare il contagio. Così infatti si è verificato. Purtroppo la piccola realtà bancaria non è stata in grado invece di sopportare il deterioramento economico del tessuto, in questo caso qua della nostra regione, certo, a seguito della trasformazione da crisi finanziaria, prima a crisi sociale, poi a crisi economica. E quindi adesso le piccole realtà bancarie, che non hanno un dio dall'alto dei cieli che verifica la loro solidità, il loro status di buona salute, si trovano letteralmente con la bandierina bianca alzata e allo sbando, proprio perché non vi è un'autorità di regolamentazione e di vigilanza che si spende per il microazionariato o per la propria clientela. Alla fine la volontà delle autorità monetarie europee è proprio questo: convergere in una visione di grande insieme in cui tutte le banche europee che saranno sotto la vigilanza e il controllo della BCE dovranno poter essere considerate con grande presunzione tra le più sicure di tutti i paesi dell'economia avanzata. E chiaramente benissimo, questo è l'obiettivo. Dopo bisognerà vedere anche se riusciremo a arrivare a questo. Certo, grazie Benettazzo. Buon investimento, a presto, buoni investimenti a tutti, arrivederci. Arrivederci. Benettazzo che è a Madrid come
come dire, osservatore delle imminenti elezioni che ci saranno adesso in questo fine settimana, elezioni importanti, perché anche qui bisognerà capire cosa ne uscirà. Cavallari, come facciamo a capire se la banca è in salute oppure no? I cittadini sono a casa, abbiamo sentito, sono tutti preoccupati, ci sarà un sistema per... no? Allora, il sistema c'è, sono i requisiti patrimoniali che sono stati fissati dalla BCE, i cosiddetti Tier Common Equity, cioè praticamente i ratio, no? Viene assegnato praticamente un punteggio che va da 1 a 4 fino al default. Se tu praticamente raggiungi il punteggio 1, diciamo che sei abbastanza tranquillo. Vabbè che lo diceva anche Zonin che era 1, ma comunque se chiaramente vai a 4 o vai oltre praticamente il punteggio, sei in default, è chiaro che scatta quindi il meccanismo di risoluzione previsto dal decreto legge 180 delle crisi bancarie, perché la banca è in stato di insolvenza. Quello che mi chiedo però è come farà il singolo cittadino ad analizzare dei dati di bilancio per arrivare praticamente ad una valutazione che porti a ratio 1 autonomamente, indipendentemente. Cioè, non dimentichiamoci mai che le persone quando accedono all'istituto bancario chiedono un'informativa semplice, immediata, non possono essere a conoscenza né dei meccanismi di bilancio né dei criteri attraverso i quali si raggiunge il ratio 1. Quindi torniamo sempre alla problematica dell'autorità di vigilanza che deve a questo punto sopperire a questa carenza informativa, perché il tecnicismo ovviamente non aiuta, e venire incontro al cittadino per informarlo adeguatamente, perché uno dei grandi problemi, vedete, che abbiamo potuto constatare tutti in questi anni, è che le informazioni bancarie o sono eccessive oppure praticamente sono molto, molto diradate. Quando è eccessiva è come non darla l'informazione, perché se tu consegni un MiFID di 30 fogli, 40 fogli al risparmiatore... Spieghiamo cos'è il MiFID. Sì. Il MiFID è il sistema, anche questo, di derivazione europea tramite direttiva che è stato introdotto in Italia nel luglio 2007 e che serve un po' a classare la clientela, cioè praticamente ad individuare che tipologia di risparmiatore sei. Cosa che ti devono proporre anche qualcosa di adeguato a quello che è la tua... Sì, poi ci ritroviamo molte volte con i questionari delle banche MiFID che sono completamente falsati. Stavo per dirlo, no, ma l'ho anticipato. Infatti penso che dell'esperienza molti colleghi... Diciamo così, c'è un codice etico che poi alla fine non viene... In parole brevi succede questo. Uno va in banca, no? Dice voglio comprare dei titoli, voglio comprare delle azioni. La banca dice bene, adesso bisogna fare il MiFID, poi si trova il questionario precompilato e lui lo deve solo firmare, a quel punto lui viene classato in una maniera che non è adeguata a lui, però vai in giudizio tu a dimostrare che quel questionario lì l'ha fatto la banca e non l'ha firmato lui, quindi le problematiche sono tante. Voglio dire, quindi, tornando al punto di partenza, se tu mi dai un MiFID di 30 pagine alla persona, che poi alla fine non la classi neanche, lui non la legge, si fida dell'impiegato di banca, è disastro assicurato. È molto importante l'informativa. Sì. Morosin, c'è il sospetto forte, ma anche non solo, ci sono anche le testimonianze che effettivamente insomma, questo rapporto fiduciario è stato tradito in maniera evidente, no? Ma guardi, come dicevo prima, l'istituto di credito vive dalla credibilità. Quando perde la credibilità e la fiducia non c'è più la banca, e in questo momento è la preoccupazione soprattutto qui in Veneto per le due popolari, Veneto Banca e Popolare Vicenza. A proposito della domanda che ho fatto anche a Benettazzo, no? Per Veneto Banca c'è è arrivata una lettera, credo, no? Certo, dalla BCE direttamente. Deve aumentare il capitale, SPA. Lei prima chiedeva all'ospite parlamentare, dice la sovranità che viene ceduta. Questa ne è la prova. La BCE scrive direttamente alla banca, saltando, chissà neanche se avrà mandato una copia di quel documento alla Banca d'Italia o ad altri organi di vigilanza. E questo è molto importante politicamente, perché io credo che non siamo tutelati minimamente da chi ha l'obbligo, il dovere di tutelare, come diceva la Costituzione che citavo prima, l'articolo 47, la posizione dei risparmiatori e dei piccoli azionisti, che tutto sommato si intreccia e si confonde, perché molti risparmiatori hanno dovuto diventare azionisti per avere l'erogazione del credito, e quindi la situazione ormai è uguale per tutti.
Il paradosso è che qui stiamo, la BCE, perché questo è l'operatore, il dominus della vicenda, al di là dell'assenza di istituzioni italiane di controllo e di governo del fenomeno, che peraltro non è un fatto estemporaneo congiunturale, qua condivido quello che diceva il professor Casen, è una cosa che si è consolidata, stratificata nel tempo, quindi è un peccato che non nasce all'ultimo momento, è un peccato storico, e che la BCE sta mirando a creare dei gruppi economici finanziari bancari molto grossi, perché con alcuni grossi gruppi bancari evidentemente riesce a fare meglio una politica sul territorio, una politica anche rivolta alle imprese. E l'esempio più eclatante, per stare al caso di domani, perché dobbiamo parlare dell'attualità, siamo una televisione, è quello di Veneto Banca. Una delle 3 prescrizioni che ha dato la BCE e che il governo sostanzialmente ha ratificato, che è la ratifica della direttiva, ma la lettera riprende la direttiva 59-2014 della BCE, e con la legge 33 del 2015 sostanzialmente si è detto entro 18 mesi devi fare 3 cose: devi trasformarti in SPA, devi aumentare il capitale, che nel caso di Veneto Banca è di circa 1 miliardo, e devi quotarti in borsa. Ora, noi domani andremo, i nostri andranno, abbiamo fatto una scelta molto sofferta, andiamo a volantinare in silenzio, in rispettoso silenzio di chi è truffato, perché sostanzialmente è stata una truffa con molti responsabili, a dire votate no. È stata una scelta sofferta perché sapevamo che era un rischio fare una scelta di merito, perché noi dovremmo, come movimento politico che ha a cuore la sorte del Veneto, forse essere anche più diciamo diplomatici nel passaggio intermedio. Invece alla fine abbiamo scelto con i nostri esperti, e abbiamo fior di esperti, di entrare a gamba tesa nella questione e dare un'indicazione precisa: si deve votare no, perché non possiamo accettare queste regole, perché in 18 mesi si può indurre nuovamente la BCE a modificare il suo orientamento. L'hanno già fatto per altre banche, si accennava prima in Germania, mi pare il nostro parlamentare presente, per quanto riguarda le banche poi popolari, le casse rurali tedesche, e per altre realtà. Quindi c'è tutto il tempo per discutere. Il no non è la contrarietà a un cambiamento che possiamo per certi versi capire e non condividere, poi spiegheremo perché, ma perché non si può fare in fretta, non si può, io uso una metafora, in un corpo di 100 kg dire entro un tempo breve devi indossare un abito di uno che pesa 50, bisogna dargli un tempo. Questo quindi la struttura, la patrimonialità delle banche, il modo di garantire anche i crediti che venivano erogati, non è evidentemente possibile farlo in tempi brevi, quindi bisogna rispondere no. Ma non un no alla trasformazione, un no a che l'azionariato popolare delle banche del territorio sia sacrificato a mo' di ISIS. Guardate cosa dico, a mo' di ISIS questi sono intervenuti. Qui siamo di fronte a una criminalità bancaria, bisogna denunciarlo, che non ha rispetto né dei risparmiatori né degli azionisti. Per cui a forme così estreme di scelte irresponsabili su una realtà che sostanzialmente si poteva migliorare perché aveva bisogno di un ricondizionamento, di un intervento ovviamente, anche di un cambiamento dei vertici, siamo d'accordo su tutto questo, però si doveva intervenire in tempi e con modalità diverse. E poi pensi una cosa, che le banche popolari, le banche del territorio, sono obbligate a passare quindi dal voto capitario, come dice, dal voto di ogni singolo, al voto pro quota, dal voto che va alla persona, cioè io ho 100 azioni e ho un voto soltanto come chi ha un'azione. Domani chi ha 100 azioni avrà 100 voti, chi ha un'azione. Quindi si passa dal voto capitario al voto pro quota azionaria, cioè chi ha di più vota di più. Certo. Quindi vuol dire che avremo banche, ora ci sono anche vantaggi e svantaggi, si possono considerare la cosa da molti profili. Avremo banche comunque che saranno staccate, non più coerenti col territorio. Saranno banche che non hanno più l'anima del territorio, che non risponderanno più alle esigenze del territorio. Insomma, il Veneto non avrà più un futuro. Ecco perché noi colleghiamo una scelta di indipendenza, oggi lo diciamo ancora con maggior convinzione. Certo. No, me lo dica, dottore, lasci dire, ancora con maggior convinzione. E la scelta oggi, e chiudo perché non voglio rubarle tempo, la scelta oggi è vedere Zaia intristito sulla linea della Moretti e la Moretti intristito sulla linea di Zaia per dire siamo d'accordo per fare che cosa? Per difendere chi?
Difendere le banche o gli azionisti e i risparmiatori? Dovevano mettersi dalla parte dei risparmiatori, invece e l'uno e l'altro, perché per carenza di capacità di governo del fenomeno sono costretti a dire siamo insieme per fare il nulla. Certo. Avvocato De Manincola, quanto perdono gli azionisti? Sostanzialmente in questo caso qui, cioè il discorso è questo, che questo tipo di trasformazione in ogni caso poi dovrà essere in ogni caso votata. Si sacrificano coloro, perché così è il bail-in che appunto è previsto, si sacrificano coloro che avevano queste azioni ma che non erano coscienti del rischio che già correvano prima, indipendentemente adesso dall'applicazione del bail-in o meno, che poteva essere anche posticipata a secondo di quello di... perdono praticamente tutto, perché è chiaro che una volta che è trasformata in una banca in società per azioni, quindi quotata, l'azione verrà quotata in un mercato quotato, ma sicuramente verrà per ricapitalizzare, verranno immesse delle azioni che avranno un valore sicuramente minore di quello che in realtà gli azionisti hanno pagato, quindi di fatto quanto hanno pagato, il loro risparmio lo perdono, se non tutto, quasi tutto, insomma questo è il discorso. E quello che è importante dire è che, ripeto, probabilmente questa sarà una scelta dettata anche dall'Europa che dovrà essere anche seguita. Però qui bisognava forse anche valutare che questi azionisti o questi obbligazionisti, peraltro le obbligazioni che ora sono azioni, perché ricordiamo che le obbligazioni erano convertibili a un 5%, che era anche quello una cosa fantascientifica, convertibili però per quanto riguarda poi le popolari o la Popolare Vicentina sostanzialmente dalla banca, senza nessuna dare informazione di che rischio eventualmente avrebbe corso l'obbligazionista nel momento in cui le sue obbligazioni fossero trasformate in azioni. In questo caso qua bisognava tutelare o comunque aspettare o capire che strumento di tutela potevano avere questi micro azionisti, perché sono risparmiatori retail, quindi non sono istituzioni, tutto qua. Ecco, e molti di questi azionisti alla fine si sono consorziati, diciamo così, hanno dato vita a dei gruppi di... Certo. La maggior parte, diciamo una buona parte, si sono ritrovati in questi giorni con Don Torta, si sono ritrovati a Spresiano, dove è andato anche Fulvio Cavallari, sono gli esponenti del Movimento 5 Stelle, è stato scelto Don Torta, che è parroco ad Ese nel Veneziano, come presidente dell'associazione Soci Banche Popolari Veneto. Allora abbiamo raccolto una breve sua considerazione che ha rilasciato qualche settimana fa, ascoltiamo. Dopo le 4 banche che sono quasi fallite e che la BCE ha sostenuto e in cui la Banca d'Italia non ha fatto assolutamente il suo dovere per essere all'altezza della situazione, io non faccio altro che accogliere queste persone, al di là di Veneto Banca, perché credo che le cose si ripresenteranno per tante altre piccole banche. E io sono nient'altro che colui che accoglie a braccia aperte questa battaglia di civiltà, che tocca anche tanti altri problemi, per esempio l'usura delle banche, su cui anche mi sono esposto talvolta, perché è già stato dimostrato che l'85% dei conti correnti sono stati usurati attraverso dei raffinatissimi metodi in cui evidentemente si viene a portare via il sangue alla povera gente. Adesso siamo in crisi e deve ancora pagare la gente, quindi credo sia un dovere morale aprire le braccia a qualunque tipo di solidarietà per la giustizia, perché poi dalla giustizia può arrivare la pace. Io sono andato a un incontro a Treviso in cui alcuni avvocati e alcune persone si sono poste fortemente il problema di centinaia di persone che hanno il pericolo di essere defraudati dei loro risparmi, perché le banche in qualche maniera sono andate quasi in default e corrono il pericolo di essere presi dentro a un esproprio criminale per me. Ecco, per cui mi sono fatto anche disponibile, siccome tutte le cose che sono ingiuste in qualche maniera toccano anche l'Evangelo, come anche ci insegna
Papa Francesco, ecco, io mi sento coinvolto perché trovo una grossissima ingiustizia, perché intanto il dio denaro sta comprando tutto e tutti, l'uomo viene ucciso, quinto comandamento, e i poteri forti diventano sempre più forti e sono i primi a essere salvati, e i piccoli, i poveri, quelli che hanno lavorato una vita, forse vengono defraudati per primi. Ecco, davanti a questi problemi io mi sono messo in disposizione dicendo vi accolgo nella sala della mia parrocchia perché si possa in qualche maniera approfondire questo problema. Allora, il denaro che compra tutto e tutti, sì, Busetto? Sicuramente, al di là di alcune dichiarazioni che oggi sentivo, i preti facciano i preti, sono rimasto perché dopo aver sentito queste parole qua invece ce ne fossero di persone come Don Torta che parlano in un linguaggio molto chiaro e schietto. Io credo che abbiamo sbagliato anche noi clienti delle banche, sottolineo clienti, perché molte volte quando ci si approccia a un istituto di credito ci dimentichiamo di essere dei clienti. Se andiamo in un ristorante pretendiamo determinate situazioni, se andiamo da un meccanico, cioè in altre situazioni ci ricordiamo di essere clienti. Quando andiamo in banca invece scordiamo molte volte proprio questa, andiamo quasi a mendicare o ad essere in una situazione, entriamo già da sudditi quasi. Per un altro dato secondo me importante è che come diceva il senatore il fatto del suicida ha innescato una serie di situazioni. Qui in Veneto ci sono stati tantissimi imprenditori che si sono suicidati perché magari il giorno prima la banca gli ha richiesto il rientro del fido o di ritornare indietro entro breve tempo. Quindi quanti di queste persone qua, quello è stato un caso emblematico che ha suscitato, ha innescato tutta una serie di situazioni, ma qui in Veneto il Veneto ha già pagato tanto in termini di vite umane perché alcuni istituti di credito non hanno dato un minimo di respiro, non hanno saputo ascoltare anche proprio umanamente certe persone, e ora paghiamo anche le conseguenze di una sordità, di una cecità assoluta rispetto a piccoli risparmiatori che magari hanno messo via i risparmi per una vita. Mi faceva specie vedere le interviste che avete fatto, che trasversalmente si passava dal ragazzo giovane, certo, al signore ottuagenario, sì, certo. Quindi è veramente una preoccupazione trasversale, anche il giovane si pone il problema di come risolvere una crisi. Certo. Certo, c'era prima un messaggio dei nostri telespettatori che dicevano che all'Ikea vendono degli ottimi materassi che possono essere utili. Dobbiamo andare in pubblicità, ma torniamo subito.